bianca e nessun francotiratore alla prima seduta del Consiglio regionale. Zaia eletto presidente, i vice Francesco Rucco e Andrea Micalizzi. Sarò super partes, dice l'ex governatore, non voterò i provvedimenti. C'è già un caso politico. Sonia Brescaccini è la consigliera più votata nella Marca dopo Zaia, aderito al gruppo misto e non alla Lega. Lei parla di una scelta personale, ma si aprono degli interrogativi. Incendio nella tarda serata di ieri in un autolavaggio a Mira. I vigili del fuoco evitano che il rogo si propaghi al distributore di carburante. Indagini sulle cause, non si esclude il dolo. L'attacco terroristico antisemita di Sydney è la massima allerta sicurezza al ghetto di Venezia. Il presidente della comunità ebraica: è il periodo peggiore dagli anni 30. Nel 2025 15 persone sono state denunciate per aver presentato domanda di conversione di patenti di guida estere utilizzando documenti falsi. Lo rende noto la polizia locale di Venezia. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli e continuiamo con la politica. Inizia l'era di Luca Zaia in Consiglio regionale. Oggi il voto dell'Assemblea. L'ex governatore diventa presidente dell'Assemblea. La maggioranza si dimostra compatta. Non voterò i provvedimenti, sarò super partes, ha annunciato il nuovo presidente, segnando una svolta rispetto al passato. Votanti 51, presenti 51 e 51 votanti, astenuti 0, schede bianche 17, schede nulle 0, ha ottenuto voti Luca Zaia 34 e risulta eletto Luca Zaia con 34 voti. Nessuna sorpresa, nessun francotiratore, come qualcuno andava sussurrando con insistenza. Dopo mezz'ora di consiglio regionale per l'ex governatore Luca Zaia è già fumata bianca. Eccolo il nuovo presidente dell'Assemblea di Palazzo Ferrofini. La coalizione di centrodestra è stata quindi compatta, raggiungendo la maggioranza qualificata dei 2/3 necessaria al primo scrutinio. A proclamare Zaia forse uno dei suoi rivali più acerrimi, quel Riccardo Szumski che da sindaco di Santa Lucia di Piave e medico ribelle lo criticò con forza durante la gestione del Covid, contrappassi della politica, e lui da consigliere più anziano a consegnargli il testimone, non senza evocare nel suo saluto introduttivo il vero convitato di pietra, l'astensionismo. Questa assenza dal voto, che è un elemento di cui dobbiamo tutti tener conto, su cui dobbiamo tutti lavorare per cercare di recuperare quella frattura che si è creata in maniera pesante tra i cittadini e chi fa la politica. Argomento questo che lo stesso Zaia, dopo una forte stretta di mano con il successore Alberto Stefani, dice di condividere. Di fronte all'Aula, Zaia sembra già essersi calato nella parte. Penso di poter portare un'esperienza che è unica. Io ho fatto 15 anni e 7 mesi di amministrazione e quindi le dinamiche di questa regione penso di conoscerle sufficientemente bene. Avrò bisogno dell'aiuto di tutti voi, perché poi i lavori di consiglio per me sono una novità, soprattutto da questa parte del banco, ma è altrettanto vero che mi sento fino in fondo la responsabilità di un mandato che la comunità ci dà, no? Ad affiancare Zaia come vicepresidenti Francesco Rucco, Fratelli d'Italia, già sindaco di Vicenza, e Andrea Micalizzi, Partito Democratico, ex vice sindaco a Padova, primo giorno all'insegna dell'ecumenismo, con un annuncio che segna una piccola grande rivoluzione a Palazzo Ferrofini. La figura terza del Presidente è figura di garanzia e quindi vi annuncio già che io non voterò nessun provvedimento. E quindi questo penso sarà di garanzia per tutti i consiglieri, per tutti coloro che promuoveranno iniziative legislative, mutuando anche quell'esperienza nazionale del Presidente della Camera e del Presidente del Senato che non votano i provvedimenti. Da Palazzo Balbi a Palazzo Ferrofini, per l'ex governatore il passo è stato più semplice del previsto, ma lungo il Canal Grande c'è anche Cafarsetti. Però continua a sentirsi a gran voce il suo nome per quanto riguarda la possibile candidatura a sindaco di Venezia. Ma sai, questa è una delle possibilità che leggo sui giornali, il sindaco di Venezia piuttosto che il presidente dell'ENI, le supplettive, il ministro. Ad oggi non glielo so dire, ad oggi sono impegnato qui in regione, mi concentro sul lavoro di consigliere e penso che abbiamo un bel progetto da portare avanti con maggioranza e opposizione. Ma c'è già un caso politico. Sonia Brescaccini è la consigliera più votata nella Marca dopo Luca Zaia, aderito al gruppo misto e non alla Lega. Lei parla di una scelta personale, giurando che la nomina da assessora sociale di Paola Roma non c'entri nulla, ma si aprono degli interrogativi se la giunta si muove sull'asse Padova-Verona. In consiglio sembrano prevalere i nomi trevigiani.
Una scelta personale che ho esplicitato sin da subito e per il quale mantengo comunque la lealtà nei confronti del mio partito, nei confronti della maggioranza a cui appartengo. È una decisione definitiva, non c'è più alcun margine? È una decisione. Giura che la nomina di un'altra trevigiana leghista, Paola Roma, da assessore al sociale non c'entri nulla, Sonia Brescacin, con la sua decisione di aderire al gruppo misto, proprio lei eletta con un mare di preferenze, circa 9.500, nel carroccio della Marca. Brescacin resta nel partito ma non nel gruppo corrispondente e questo apre un'infinità di speculazioni, compresa la mezza intenzione di fare strada a una sorta di gruppo parallelo sulla falsariga di quella che era la lista Zaia nella precedente legislatura. La stessa Brescacin è una zaiana di ferro. Spero che tutto possa essere sanabile, non ho avuto l'occasione né di vederla né di sentirla, anche perché la notizia è freschissima. Ho letto che assicura lealtà alla compagine di governo e anche al partito e quindi sulla base di queste cose, per quello che potrò, mi muoverò affinché la frattura possa essere ricomposta. Barbisan, che dicendo questo già pare muoversi da capogruppo dei leghisti, ruolo che potrebbe essergli attribuito già nella giornata di giovedì. Un altro trevigiano invece, Claudio Borgia, escluso dai giochi per la giunta, sarà, salvo Coupe de Théâtre, guida dei meloniani. Insomma, se l'asse Padova-Verona prevale in giunta, Treviso riemerge in consiglio anche sul fronte del centrosinistra con l'ex candidato presidente, l'avvocato trevigiano Giovanni Manildo. Io sarò il capogruppo del Partito Democratico e adesso vedremo poi i passi successivi. Finalmente l'opposizione da minoranza può diventare veramente opposizione in modo serio e costruttivo. Manildo, che per inciso si dichiara preoccupato dalle prime esternazioni dell'assessore Gino Gerosa su fiscalità e sanità pubblica, ma il fronte si è appena aperto. Non vorremmo che fosse una desistenza nella difesa della sanità pubblica e su questo saremo molto attenti e vigili e vorremmo chiarimenti da parte del Presidente e dell'assessore. Tornando al centrodestra, tira le file della giornata il neogovernatore Stefani. L'ok a Zaia era un primo obiettivo politico. Nel segreto dell'urna, del resto, si potevano consumare vendette. Era ovviamente un rischio andare al primo voto, perché sapete benissimo che il primo voto richiedeva la maggioranza qualificata, mentre da domani sarebbe bastata la maggioranza, una maggioranza diversa, quindi non più 34 voti. Questo è stata una nostra scelta, eravamo sicuri della maggioranza, di una compattezza della maggioranza e poi si è verificato nei fatti. Siamo alla cronaca, incendio nella tarda serata di ieri in un autolavaggio di Mira, indagini in corso per il rogo scoppiato vicino al distributore di carburante di Via Nazionale. Paura nella notte a Mira, erano circa le 22 quando è suonato l'allarme in Via Nazionale per un incendio che ha completamente distrutto un autolavaggio di un distributore di carburante. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il rogo non ha interessato solo la struttura dell'autolavaggio. Il fuoco si è esteso anche ad alcune automobili parcheggiate e all'officina confinante, causando ingenti danni. Fortunatamente le fiamme non si sono estese al distributore, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mira e Mestre, le squadre hanno lavorato diverse ore con 2 autobotti e il carro aria per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. Le operazioni si sono concluse attorno all'1:30 di notte. Ancora ad accertare le cause dell'incendio, i carabinieri hanno avviato le indagini e l'area è stata posta sotto sequestro per tutti i rilievi del caso. I tecnici dei vigili del fuoco non escludono l'ipotesi di un'origine dolosa. Dopo la strage in Australia sono stati rafforzati i dispositivi di sicurezza al ghetto di Venezia. Secondo il presidente Dario Calimani è il momento più difficile vissuto dalla comunità ebraica veneziana. Grandissima preoccupazione ovviamente, perché non è soltanto il ghetto l'obiettivo principale, potrebbe essere qualsiasi ebreo che passa per la strada l'obiettivo principale. Avvolto da una leggera nebbia e dal silenzio di una Venezia in bassa stagione, il candelabro a 9 braccia che celebra la Hanukkah, la festa delle luci, svetta in campo del ghetto nuovo e appare lontanissimo dalla stessa ricorrenza che si è trasformata in stragi in Australia, dall'atto terroristico di un padre e figlio affiliati all'ISIS che hanno sparato contro la folla provocando 15 morti e 38 feriti. Invece l'Australia è più vicina di quanto possa sembrare. La strategia retorica che è stata usata accanendosi e mostrificando Israele come Stato e non soltanto il governo, e poi da Israele si è passati a mostrificare tutti gli ebrei del mondo,
qualche cosa si immaginava che potesse succedere. La sicurezza al ghetto di Venezia è stata aumentata e paradossalmente è una brutta notizia perché è l'indice di un rischio reale. Dario Calimani è presidente della comunità ebraica ed è sconcertato dal diffondersi di un clima antisemita che non si viveva dai tempi che finirono con la vittoria degli alleati sui regimi nazisti e fascisti. Credo che sia il periodo peggiore che la comunità abbia mai passato, la comunità non solo veneziana, italiana, europea, cioè c'è un risorgere di antisemitismo generalizzato, ma lo si vede dai giornali, dalle televisioni, dai social che amplificano e generalizzano questo odio. A lasciare allibiti, secondo Calimani, è soprattutto la superficialità di un dibattito pubblico cui mancano le nozioni fondamentali, spesso fatto da chi non è nemmeno in grado di distinguere la differenza tra israeliani ed ebrei, tra Stato di Israele, in cui peraltro un abitante su 4 non è ebreo, e il governo attualmente in carica dello Stato di Israele, che secondo i sondaggi è minoranza nel paese. Ci sono cittadini anche veneziani che passano per il ghetto e al primo che passa lo insultano per evitare parolacce, ecco, lo insultano senza nessun motivo, semplicemente perché è ebreo. Noi non riusciamo neanche a capirla questa cosa, è come se noi trovassimo un ucraino per la strada o un russo per la strada e lo insultassimo in quanto ucraino, in quanto russo, in quanto è sostenitore di Putin o di Zelensky. È la stessa cosa, però l'ebreo è diverso, l'ebreo se lo merita. Nel 2025 15 persone sono state denunciate per aver presentato domanda di conversione di patenti di guida estere utilizzando documenti falsi, lo rende noto la polizia locale di Venezia. L'ultimo episodio è il 3 dicembre quando un egiziano ha chiesto agli uffici della motorizzazione civile la conversione di una patente romena risultata contraffatta. Ed ora siamo al nostro appuntamento con i presepi. A Mestre Venezia torna per il 3° anno consecutivo la mostra dedicata ai presepi diffusi. Presepi diffusi in tutta la città, ovviamente si parte dalle parrocchie, ringrazio il Patriarcato della gentilissima collaborazione per arrivare a Camestre, per arrivare nel Marzenego, per avere un presepe monumentale a Basilica di Santa Lucia, portiamo il presepe a Burano, all'ospedale di Mestre e a Saccafisola, quello che è la copia esatta del primo presepe di Francesco di 800 anni fa. Venezia e la sua terraferma rivivono la magia del presepe diffuso con la mostra Admirabile Signum, 3° anno consecutivo del progetto che riunisce tutte le natività presenti nel territorio comunale, dalle parrocchie ai centri culturali e ricreativi fino agli spazi pubblici della città metropolitana. Tra le natività, imperdibile il suggestivo presepe arabo allestito a Canoghera. Abbiamo deciso di ambientarlo come nella tradizione nei paesi arabi. Abbiamo pensato di costruire tutto dall'inizio, usando materiali di recupero provenienti dalle nostre case, dando una seconda opportunità a cartoni, a pezzi di stoffa. Abbiamo costruito le case e abbiamo lavorato con amore, perché più che un atto di costruzione è stato un percorso che ha unito più persone di età diverse. Tra i presepi diffusi merita certamente una visita anche il presepe sotto la torre in centro a Mestre. Tra arte e spiritualità, all'interno dell'itinerario, poco più in là a Camestre, in Piazza Barche, la mostra con 30 opere artigianali realizzate da artisti del territorio e curata dagli amici dei presepi di Spinea. A Spinea nello specifico saremo in luoghi topici, ecco, diciamo, il municipio, la chiesa di Santa Bertilla, la biblioteca e l'oratorio di Villa Simeon. E dunque, come avete sentito, è ripartita la rubrica dedicata a voi e alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se volete potrete fare anche una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso, 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome ed il vostro comune di residenza. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.